Sì, le ragazze secondo il mio punto di vista hanno fatto una bella prestazione nonostante il campo che era molto, diciamo che non era bellissimo, abbiamo sempre cercato di giocare, loro erano tutte chiuse, ripartivano in contropiede, abbiamo preso un gol su una palla inattiva dove potevamo fare meglio e l'altro abbiamo preso gol in contropiede dove dovevamo effettivamente un po' essere un po' più concentrati e marcare l'avversaria che era solo in area. Poi la partita direi che l'abbiamo fatta noi, abbiamo creato 3 o 4 gol il primo tempo, 3 o 4 palle gol il secondo tempo e solo all'ultimo minuto siamo riusciti a fare il gol del 2-1 che tiene aperta questa qualificazione e siamo convinti che faremo sicuramente bene sul nostro campo. Vabbè, adesso pensiamo alla partita di campionato con la Fiorentina dove noi dobbiamo andare a cercare di fare punti per poter sperare ancora nella quarta posizione, quindi per noi diventa una partita fondamentale quella di Firenze, poi quando torneranno là da noi le ragazze della Florenza ci giocheremo la partita, ma quella ci penseremo più avanti. Vabbè, ma le ragazze stanno lavorando tutte bene, è normale che chi gioca un po' di più in questo momento è un po' più in condizione, però quelle che hanno giocato, quelle 3 o 4 che non avevano mai giocato hanno fatto il loro, quello che gli avevo chiesto e quindi niente da dire, si impegnano sempre e logicamente devono alzare un attimino l'asticella perché in questo momento non sono al pari delle altre, ma per il fatto dell'impegno credo che non ci sia niente da dire, tanto di cappello a loro. Allora, la partita è per la Coppa con Florencia, il primo tempo non è buona da noi, 2-0 indietro, ma la squadra non ha di ritmo, ha un po' di occasione ma non a marcare, 2 volte gol. Florencia vieni e c'è gol. Allora, ma il secondo tempo è molto meglio, hanno molto più di coraggio e Sabatino marca un gol, allora 2-1 è buono per l'altra partita. Sono molto contento di essere qui in campo, il primo tempo ha ancora bisogno di ritmo, senti la nostra difesa e questo così, ma penso il secondo tempo è molto meglio, ma sono contenta e speriamo che va avanti così. Sono un po' da mamma, non ho di voce con Sabatino, ma io sono qui per le ragazze e quando c'è qualcosa tutti possono venire con me e sì, sono contenta con la squadra, se è una buona squadra mi piace qui. Se è una grande squadra, se è un grande club e pensiamo che è una buona visione. La fattura è da Sassuolo, allora lavorare così è buona.